Buongiorno popolo di YouTube e ben ritrovati sul canale del vostro Vado al Max. Finalmente oggi si ritorna a far sul serio con il campionato Playcard Veneto e oggi è la quinta tappa di campionato, gara geograficamente parlando di casa per il sottoscritto, essendo in provincia di Padova. Infatti ci stiamo dirigendo verso il Biccardi di San Giorgio in Bosco. Gara che segna la fine del girone di andata, tra virgolette, perché la metà campionato sia già stata superata la gara scorsa al Raceland. Ultima gara prima della meritata pausa estiva e dopo ci rivedremo a settembre con il GP del Vicenza Kart Indoor, fermo restando il calendario così. Bene, oggi giornata da 25 gradi, diciamo che questo è un bene per quanto riguarda il mezzo, perché sapendo che è diciamo, a livello prestazionale è uno step superiore rispetto ai normali kart da noleggio. Infatti si correrà con gli RX 250 in configurazione 22 cavalli. Sono gli stessi kart che vengono usati per esempio per la finale mondiale dell'SVS, però là vengono usati a piena potenza, cioè 28 cavalli a 9500 km. Per cui sarà una gara molto interessante. Continua la rivalità tra il sottoscritto e il buon Lemuel per la leadership del campionato. 10 punti di differenza sono veramente pochissimi in termini di punteggio, sono veramente pochi. Vedremo oggi come va. Adesso ci sono delle wild card nuove. Io non so chi ci possa essere tra questi, io spero non ci sia gente forte tra virgolette, però comunque da una parte diciamo so che ho dei limiti e li ho già visti anche durante gli allenamenti. Infatti ho avuto l'occasione di beccarmi con Snoopy, ovvero Carlo Alberto Capello, che corre per Pastina, insomma, detta molto semplicemente, uno che comunque di titoli, gare ne ha vinte abbastanza, per cui è tanta esperienza, specialmente lì al big-karting è forte. Per cui poche chiacchiere, vediamo di darci da fare e ci vediamo dopo per le qualifiche. A dopo. Secondo tempo dietro Andrea Rocco, sappiamo tutti di chi sto parlando, praticamente proprietario della pista, la conosce a menadito, un secondo non è che male. Lemuel è terzo a 1.02, io 1.07. Se continui questo passo probabilmente partirò in prima fila. Ci aggiorniamo dopo. Si va in griglia per gara 1 del gruppo A, terza posizione alla fin fine perché Mattiello mi ha fregato di 3 decimi. Il giro più veloce, mezzo secondo, vediamo come va, dai. Adesso magari proverò qualche variazione di assetto a livello di kart per avere un kart più equilibrato, vediamo bene.
partito, terzo sono arrivato, dai, neanche male. L'importante è che a livello di campionato l'Emo sia arrivato dietro di me, è arrivato quinto, e adesso vediamo che cosa mi servirà il giro più veloce, e da lì verrà determinata la griglia. Ci vediamo dopo. Rimontone di 2 posizioni, peccato aver perso tempo all'inizio della gara, perché sennò potevo puntare a qualcosa di più, perché i tempi c'erano. Sono sceso sull'1.01 e 1. Adesso in teoria, facendo il computo dei punti, dovrei essere terzo, che mi va più che bene in vista del campionato. Vediamo dopo. Qui di ritorno dopo questo quinto round di campionato. Terzo, primo dei normali, perché davanti i primi due erano Mattiello e Rocco, erano due alieni, giravano con tempi spaventosi, addirittura Mattiello ha girato sotto il minuto in gara 2, roba impressionante questo. Bene, comunque a livello di giornata sono molto soddisfatto, mi permette ancora di accorciare in classifica, di rosicchiare altri 2 punti all'Emo, che quest'oggi è arrivato quarto. Ovviamente escludendo Rocco io sono arrivato secondo, per cui l'Emo è arrivato sul podio, ci sono 2 punti di differenza tra il secondo e il terzo, molto semplicemente. Che dire, qualifiche molto buone, ho fatto il secondo miglior tempo del gruppo A, del primo gruppo, a un secondo a Rocco. Rocco chi è che lo c'era? Sono andato abbastanza sincero, per cui ho cercato di portare a casa il miglior risultato possibile in qualifica, che alla fine mi è valsa la terza posizione in griglia definitiva, la terza posizione in gara 1, che ho andato a concludere in terza posizione, favorito anche da dei contatti dietro che hanno un po' creato un gap che dopo è stato difficilmente ricucito da parte degli inseguitori. È che proprio i due davanti avevano un altro passo, ho cercato di spingere il possibile, però tra dei problemi di assetto che non mi davano il giusto feeling, infatti come noterete in gara 1 ho avuto problemi di sottosterzo perché avevo caricato troppo il posteriore, avevo l'anteriore troppo leggero, era tanto sottosterzante e non mi ha permesso di spingere come avrei voluto. Alla fine ho rimediato in gara 2, partito sesto, sono arrivato quarto, purtroppo ho perso tempo nella bagarre di inizio gara, c'è stato un po' di parapiglia generale, però alla fine sono riuscito a risolvere un pochino la situazione, a recuperare 2 posizioni e arrivare quarto dietro all'Emo, e che ovviamente nel frattempo aveva già preso il largo, se no eravamo sugli stessi tempi, potevo riuscire a recuperare qualcosa e poter finire ancora sul podio, però alla fine mi è andato bene così aver fatto un altro terzo posto, che era un secondo. Bene, comunque prossimo appuntamento, adesso c'è una meritata pausa estiva e il prossimo appuntamento con il campionato Playcard Veneto deve essere il 24 di settembre, verso fine settembre,
con un punto interrogativo accanto al licenza kart indoor. Per motivi di organizzazione stanno un attimino tentennando, devono trovare un accordo se verrà fatta lì la gara, oppure ci sarà un'altra pista che comunque provvederà Daniel a comunicarci in tempi brevi. Adesso che ho un pochino più di tempo, anche qualche giorno di ferie, porterò avanti ancora la rubrica smart karting, riprenderò dove ero rimasto, cioè però la modalità cronometro, cioè la modalità tachimetro, scusate, dell'applicazione, e quella che interessa fondamentalmente un po' tutti quanti, quella è la modalità crono che vi svelerò in seguito. Poi ho intenzione di fare anche, adesso vedrò se magari ci sarà la possibilità di fare un'altra Endurance al VKI, ma 2 ore questa volta, che mi è già stata una volta, se dovrò valutare, e dopo altri video che man mano vedrete sul mio canale, per cui vi invito a rimanere sintonizzati, ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel like ai vari video che pubblico, e se avete domande / richieste di lasciarmele su nei commenti. Per cui da San Giorgio in Bosco in tutto, ci vediamo alla prossima, bye bye.